Bentrovati, my name is Bonf, Alex Bonf, l'agente segreta per niente che oggi vi porta al museo del Lasciapassare a Gorizia. Scopri un viaggio emozionante nella storia e nella memoria dove nuovi materiali arrivano e arricchiscono un racconto unico fatto di identità, cultura e connessioni tra Italia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia. Immergiti in un'esperienza coinvolgente tra storie, immagini e oggetti che parlano al cuore. Vivi questa avventura straordinaria e lasciati ispirare. Iscriviti alla pagina e al canale YouTube e se vuoi altre notizie su Gorizia, clicca sul link in descrizione. Allora, rompo il ghiaccio io. Innanzitutto buongiorno, ben arrivati. E lo diciamo prima con Rossana e con Alessandro. Questa è stata una scommessa vinta e a pochi giorni dall'inaugurazione della prima capitale europea della cultura possiamo dire che qui ci sarà l'effetto sorpresa. Perché sì, è vero che la Transalpina è il luogo simbolo delle due città, perciò un piede in Italia, uno in Slovenia a cavallo dell'Europa, verissimo. E lì però si respira la frontiera, l'Europa. Per tutti coloro che giungeranno qui e si chiederanno perché Nova Gorizia e Gorizia sono diventate capitale europea della cultura, perché c'era un confine che era un muro invalicabile che adesso è una frontiera, un'apertura tra due comunità che convivono in maniera pacifica, civile, democratica, spontanea. Qui assaporeranno, toccheranno con mano che cosa? Ciò che è avvenuto. Vedete, noi ci siamo, chi è nato qui, chi ci è venuto a vivere come nel mio caso, però ormai le storie della storia del nostro territorio le conosciamo. Immaginiamo per un attimo coloro che verranno qui e hanno un'idea vaga di quello che poteva essere il nostro confine particolare e unico, qui toccheranno con mano, come dicevamo, quello che era la vita del tempo. Due musei, lo ricordo perché vedo anche David davanti a me, a pochi metri da qua, a Nova Gorizia, c'è il museo del contrabbando, perciò questi vogliono essere due musei complementari, dove nell'uno si tocca con mano ciò che era il contrabbando, che faceva sorridere. Io quando vedo l'album di Albano Romina, ogni volta che in questo museo sorrido. L'altro invece qui si tratta del racconto delle storie, della storia dei nostri concittadini, cioè cosa si viveva qua. Anzi, vedo Claudio, scusate, fa piacere vederti. Grazie, perché tu c'eri, bravo. Lui è proprio un esempio pratico, ti ho nominato noi a casa perché abiti qua, c'eri, l'hai vissuta sulla tua pelle, perciò tu sei l'esempio proprio pratico. Ecco, qui noi vogliamo raccontare quello che era il nostro confine, quello che ci ha portato poi a questa trasformazione, a questa apertura. Io adesso mi taccio, però prima di silenziarmi devo dire grazie a Alessandra Punti per un semplice motivo, Alessandra. Ci hai creduto. Quando mi hai fatto quella proposta, ma perché non facciamo? La statale non è salire di più. Però mi hanno dimostrato che il lavoro di Suata, l'impegno e quant'altro portano. Cioè io ti ringrazio perché questo museo è anche la prova che con pochi soldi, parliamo così con pochi soldi, si può fare qualcosa di interessante, sicuramente tecnologico e accattivante. Ringrazio invece te, Alessandro, per un semplice motivo. È stato molto proficuo lavorare assieme perché siamo andati a toccare anche i nervi scoperti di quello che era il Novecento, con tantissime sensibilità, e sei stato molto bravo a fare quella sintesi importante, pragmatica, che ci permette di guardare a domani con la testa rivolta verso il passato. Perciò io tengo conto a questo museo e in quest'ottica, visto dove il G25, visto dell'8 febbraio è dietro le porte, e noi stiamo lavorando già per lasciarlo più aperto possibile. Avete visto le guide turistiche che andavano lì, perciò sempre più gente, sempre più visitatori giungeranno qui su questo piccolo valico che racconta uno scoccio di Italia, di Slovenia, ma soprattutto anche di quello che era l'Europa a suo tempo. Lo so, io vi taccio, io passerei la parola a te, Ossana, e poi la mettiamo ad Alessandro che entra nei contenuti tecnici. Sì, buongiorno a tutti. Sì, noi come dipendenti comunali abbiamo ovviamente sviluppato, diciamo, basso come ente questo progetto, creando come successione 4704, quindi proprio un po' questa volontà di uscire su un luogo in cui comporre le dinastie nel nord e fare un lavoro importante sulla riconciliazione, ed è nato proprio nei nostri uffici un po' questa anche post-esigenza, no? In vista della capitale, venendo anche tutto quello che si stava muovendo, per quello che anche le varie associazioni del territorio ci proponevano come questioni. Quindi ormai un anno e mezzo fa abbiamo poi affidato alla società 4704 sia
le ricercatori che hanno il lavoro poi di presentazione artistica, diciamo, via di contenuti. E con quest'ultimo step abbiamo fatto, diciamo, due domande alle regioni di supporto economico per la realizzazione di questo progetto. Con la seconda parte abbiamo fatto, diciamo, dei passi importanti verso la fruizione quanto più possibile del livello dell'uovo, lavorando anche in sinergia ancora di più per i manischi musei, quindi per il museo del contrabbando dall'altra parte. E vorremmo infatti che fossero proposti questi due musei insieme anche ai turisti, anche tramite la stampa e la pubblicità, perché secondo noi costituiscono un buon unicum, ecco, dove si integrano obiettivi diverse, lavori diversi, si toccano i loro confini e si è anche creata una vera e propria cooperazione e collaborazione reale anche nella cogestione delle casette confinari. E prima di entrare nei nuovi contenuti tecnici di cui tutto il mondo, insomma, da Alessandro, con questa nuova ultima edizione del progetto abbiamo innanzitutto tradotto tutti i materiali, non solo in siberiano, dove non lo avevamo già tradotto, ma la gran parte era già fruibile in entrambe le lingue, ma abbiamo anche proposto la traduzione in inglese tramite i QR code che sono sia presenti all'interno, sia all'esterno, nella mostra esterna, sia sulle traduzioni dei video, insomma, proposti qui. E abbiamo anche prodotto una serie di materiali che sono tutti in 3 lingue, quindi inglese, silveno e italiano sono sempre fruibili su tutti i materiali proposti qui all'interno, ed abbiamo diciamo leggermente aumentato la fruizione del museo grazie appunto alla collaborazione con i British Musei, per cui la mostra esterna sarà sempre fruibile fondamentalmente tutti i giorni, mentre quella interna che viene gestita dal servizio civile, dai nostri volontari del servizio civile, per cui ci tengo a dire anche questo, abbiamo deciso come ufficio proprio di destinare i nostri volontari del servizio civile a questo progetto, poi diveniamo un bel messaggio di civiltà, diciamo, e di educazione civica promosso con questo tipo di contenuti, possa sposare molto bene quello che è l'anima del servizio civile. Quindi appunto durante i weekend sono appunto le nostre volontari del servizio civile a tenere aperto un posto, mentre durante la settimana, e questa è un'informazione importante perché a volte sembra chiuso, è invece sempre fruibile su prenotazione. Quindi abbiamo non solo le ragazze del servizio civile, ma anche una collaborazione con i volontari dell'associazione Nuovo Lavoro, che è l'integrazione, e di cui anche presente, è uno di loro, di cui ad integrazione appunto tengono aperto i Venus. Bene, lascio parola a Alessandro di grazie anch'io. La collaborazione data No, sono contento che il progetto sia cresciuto e abbia la possibilità di crescere, spero ancora in futuro, perché è un progetto modulare, è un progetto che pone al centro una metafora che è quella del mosaico. Crediamo che l'unico modo per raccontare la complessa e affascinante storia di questo territorio sia ricomporre fra di loro delle tessere, tanti sguardi diversi, immagini differenti. Ogni evento può essere osservato da varie angolazioni, vari punti di vista, e capire una zona di frontiera vuol dire accettare tutti questi diversi sguardi, comporli fra di loro per ricavarne un'immagine di insieme. E forse non a caso il monumento simbolo di questo confine è un mosaico a Piazza Transalpina. Un mosaico frutto di una simbolica esplosione del cibo di confine, come aveva immaginato Vecchiette. Un mosaico che si ricompone anche qui, sia nella mostra esterna sia nelle 2 stanze della mostra interna. Su questo tavolo già avevamo collocato 5 oggetti simbolici che raccontavano questa zona da 5 punti di vista diversi, 5 tematiche diverse. Adesso sono diventati 10. Vado a raccontarvi molto velocemente quali sono state le aggiunte rispetto all'anno e mezzo già passato. Innanzitutto 2 oggetti collegati fra di loro, che sono la paletta dei finanzieri e il tampone per i timbri.
raccontano il punto di vista dei finanzieri e dei doganieri, due figure professionali tipiche che stavano proprio qui, tra l'altro, in questo posto, che sono interessanti perché ci raccontano i commerci, i contrabbandi, non solo i contrabbandi ma anche i commerci legali e i traffici economici legali da un punto di vista particolare, che è il punto di vista di coloro che fanno e facevano i controlli. Ma l'altra cosa interessante è che l'arrivo qui a Gorizia di finanzieri e doganieri ha portato un'ulteriore complessità al territorio, perché si crea una comunità vera e propria di persone che lavorano di confine sul confine, persone che spesso vengono dal meridione d'Italia e che qui trovano compagnie di vita, che si stabiliscono qui a Gorizia, che ci raccontano innanzitutto cosa è significato arrivare qui a Gorizia negli anni 60, 70, 80, da lontano, senza conoscere bene il territorio, scoprendolo man mano, dovendo costruire rapporti con i graniciari dall'altra parte, con chi faceva i controlli dall'altra parte. Quindi sono due sguardi interessanti, sia dal punto di vista lavorativo che umano. Poi abbiamo collocato sul tavolo una vecchia audiocassetta che racconta le relazioni fra chi viveva da parte italiana e chi viveva da parte jugoslava attraverso i contatti culturali, i contatti legati alla musica, alla cultura underground, e quindi un po' come si è venuta a creare una nuova comunità a partire da quelle che sono le attività che si potevano fare sul territorio. Abbiamo poi collocato un po' di pura acqua dell'Isonzo all'interno di una teca, per raccontare quello che è uno dei simboli della capitale europea della cultura, che è Socia Isonzo, nelle sue valenze storiche ma anche nelle sue valenze culturali, lavorative, perché c'è tanto lavoro attorno all'Isonzo, e anche nelle sue valenze ambientali, ecologiche, tutto quello che comporta il prendersi cura di un fiume che si è preso cura del territorio in tutto questo tempo. L'ultimo oggetto, che è anche l'ultimo cronologicamente, è un calice di plastica, un reperto del 2004, quando con i calici di plastica abbiamo festeggiato l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, stappato bottiglie di spumante bevute in piazza Transalpina, l'inizio di una nuova fase, tutta da immaginare, in cui tanti goriziani e goriziane, sia di qua che di là, hanno provato a immaginare nuove forme di stare insieme, nuove relazioni fra le due città. Molte di queste, spesso possiamo dirlo dopo 20 anni, sono andate deluse, non si sono realizzate, non è stato possibile portarle a termine. Però quelle idealità del 2004 le riproviamo adesso nel 2025 con la capitale europea della cultura, che forse effettivamente ha realizzato ciò che si era immaginato 20 anni prima. E d'altra parte ci sono anche i dubbi di tanti goriziani che hanno visto con preoccupazione la fine di una fase che comunque aveva permesso commerci confinari, figure professionali legate alla presenza del confine, e non sono stati pochi i goriziani preoccupati da come sarebbe cambiato il mondo del lavoro. Effettivamente sappiamo che per Gorizia non è stato semplice reinventarsi, ripensare un'economia che non prevedesse più il confine. Quindi, come sempre facciamo, come 4704, cerchiamo di dare complessità, di non rinunciare alla complessità pur rimanendo chiari alla portata di visitatori che sappiamo non essere esperti di una storia così complessa come la storia del Novecento, offrendo degli stimoli, degli spunti. Sono tante voci che messe insieme ci restituiscono un po' della complessità di questo territorio, in dialogo ancora una volta con il Museo del Contrabbando, e quindi chi già ha in mente di andare a fare il Museo del Contrabbando non ha senso che ascolti le testimonianze qui, il card del pacchetto di sigarette. Altrettanto credo che sia importante contestualizzare quelle vicende del contrabbando nel quadro più ampio delle relazioni di confine. Sono molto contento che questa capitale europea abbia portato una collaborazione stabile con il Boris Film Musei. Ce n'era bisogno, c'è stata una scoperta umana e professionale fra me, Davide, Rock, Cristina,
qui stiamo portando avanti anche altre progettualità e l'idea di poter dare ai visitatori veramente un'offerta transfrontaliera frutto di un lavoro congiunto, di confronto, ma anche di sensibilità diverse che hanno raffrontato le vicende in modi diversi, sia veramente il migliore esempio che possiamo dare di che cosa vuol dire una capitale transfrontaliera. Grazie a tutti, grazie Rossana per la perseveranza con cui hai riportato avanti l'organizzazione di questo posto con i pochi soldi che avevamo a disposizione, e grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, direi che effettivamente ci ha creduto e ci ha permesso di portarlo avanti. Evidenzio una cosa importante: oltre che l'aspetto culturale, storico, turistico, ricordiamo un'altra cosa, che questi musei, anzi ragioniamo come un ulpum, saranno preziosi e importanti anche dal punto di vista didattico per le scuole, perché tanti ragazzi, lì dovremo sensibilizzare anche noi, le scuole, portiamo qui piccoli, perché questa è una generazione, non gli raccontiamo quello che è accaduto e come se non fosse mettere molto ciò. Questo museo ha anche un altro compito che non è soltanto quello, tra virgolette, museale, ma è quello anche didattico, cioè le scuole dovranno sempre di più viverlo, percepirlo, frequentarlo. Abbiamo un appuntamento ormai, le classi poi avanzano anno a anno, perciò un appuntamento consolidato che definiamo da solo per un periodo comodo. Quel periodo si apre le scuole vanno e vengono e possono usufruire, anche perché immagino ai ragazzi che già c'è l'aspetto multimediale, c'è l'aspetto storico, c'è il confine, c'è il Rischi Musei, c'è il Concapallo, e poi anche la bella sfaccettatura che siamo loro portiamo noi chi loro deve raccontare. E Diciamo che noi abbiamo organizzato adesso anche con Promopolism 2 info day abbastanza partecipanti, una quarantina di guide ogni volta. Ne abbiamo incluso uno in mattinata oggi. Per lo scopo era proprio quello di informare i moltiplicatori di tutte queste possibilità, e già dal 9 gennaio lo mettiamo di prima, già che si possa fare anche también di richieste anche da parte delle scuole. Vieni qua con me, vieni qua. Sì, lo sta nel senso, lui è tra gli uomini. Ok, innanzitutto volevo dire già, quando è stato aperto questo museo, eravamo fieri di poter dire alle persone che vengono nei nostri musei: guarda che oltre il confine c'è un museo bilingue, il che non è sempre scontato, e adesso non più bilingue ma trilingue come i nostri. Anche se ufficialmente in Slovenia l'italiano non è necessario, noi sappiamo che è necessario per noi tutti, non per via di quello che sono le regole. Per quanto riguarda ovviamente tutte le visite che vanno avanti, e anche per quelli che sono stati questa mattina e l'altra volta, anche se come museo, il Museo del Contrabbando lì subito oltre il confine è a pagamento, cerchiamo di avere sempre più guide in italiano, in sloveno, e gli diciamo queste guide turistiche, per esempio oggi regionali del Friuli: venite, voi sentite una volta quello che vi diciamo noi, voi grazie alle vostre esperienze, quello che capite del contrabbando già da soli, potete fare la guida da soli, e quindi non c'è più non ci sono problemi per portare i ragazzi. E la stessa cosa è successa la settimana scorsa: 2 classi liceali di Nova Gorica, c'era con loro il loro professore di storia, abbiamo detto: guardate che oltre il confine c'è aperto il cancello. Il professore di storia, non solo perché è in sloveno, ma già perché il professore di storia poteva fare da solo la visita guidata fuori, mentre noi ci siamo messi a fare la visita ai liceali dentro, perché è così come qua un posto abbastanza ristretto. Quindi per grandi gruppi, speriamo anche che per i pullman che vengono riusciamo a combinare qualcosa che possono fermarsi senza avere problemi, almeno quello. Quindi noi siamo contentissimi di tutte queste collaborazioni, speriamo che le cose di cui noi parliamo già da tanti anni, grazie anche adesso alla Capitale Europea della Cultura, venga capito da tutti quelli che vengono da lontano, e che quindi potranno usufruire di questo anche per le generazioni future, sperando che ritorniamo a come eravamo prima del Covid. Quindi sì, il confine c'è, ma diciamo la frontiera, i controlli no. Cioè, lo specie è quello per tutte, giù. Sì. Ci sono domande, dubbi, perplessità? Sicuramente ci sono anche delle novità.
Solo la fruizione in inglese, oltre che in italiano e in sloveno tramite il codice TOED. No, per il resto la relazione è la messa. Io rifaccio la domanda che ho fatto all'inaugurazione con la speranza di, e a qualche anno la attualizzo. Come rispondono i goriziani, i novogoriziani a queste istituzioni, sia a questo museo sia all'altro? I locali. Vuoi rispondere tu? Sì, lo sa. Un atto innumerevoli racconti di tutte le loro esperienze. Penso che nessuno più di loro sappia cos'è la prepotenza o altre cose. Loro non mettono piede dentro. Ma rispondono numericamente, vengono. No, non rispondi. Diciamo che secondo me va promosso di più ancora questo piccolo museo e la presenza delle cose del contrabbando. Sono moltissimi questi racconti che quando sei qui a fare il pitch ci sarebbe ancora più bisogno di una raccolta ulteriore. E pensavamo di mettere fuori una cabina, ci avevo pensato, un modello, le macchinette fotografiche, perché la gente racconta un box, perché la gente raccontasse, però mi sarebbe un po' difficile da... C'è tanta curiosità, quello sì. A me diversi mi chiedono quando è aperto con gli orari perché sono curioso di... La curiosità c'è, ciò tengo da qui. Comincia giustamente Rossana, dobbiamo in questo momento aumentare la promozione proprio perché tutti devono percepirlo come qualcosa di esistente. A proposito di aumentare la promozione, quindi gli orari e il fine settimana sono avviati. Ok, eccoli qua. Ora abbiamo cambiati da poco. Presti. Allora, l'orario invernale fino ad aprile comunque è sabato e domenica dalle 14 alle 17, le installazioni interne. Invece la mostra esterna è aperta dalle 13 alle 17. Kelly Mecchetti, se posso aggiungere, dal 1 febbraio, siccome il nostro museo grazie a un progetto sarà aperto non 4 ma 8 ore al giorno, vuol dire che anche la mostra esterna sarà ogni giorno aperta per 8 ore, perché vuol dire che quasi non c'è giorno in cui se uno passa non può. E visto che siamo sotto Capitale Europea della Cultura, ricordiamolo anche su appuntamento, nel senso nel momento in cui c'è una richiesta di arriva, le chiedo e noi arriviamo. Cioè, ma nel senso, turista che arriva qua, dice è solo su appuntamento, è troppo tardi, è che chiama e viene qualcuno lì. Ma può anche chiamare, deve chiamare prima e dire sì, può chiamare nel momento in cui qua dice io asso domani mattina ci siede, ok, sono Diciamo che ugualmente i aperto queste orari i pleci della settimana sono urti amao e però che se volesse le parte a coppiettas e chiama per esempio o fisca. E i 2 giorni, 3 giorni che saranno qui, il primo giorno oppure sanno che hanno nessuno domani pomeriggio vorrei tutta la aperta, vedo. Quella certamente sì, ma dobbiamo tra virgolette anche per vederla anche col più soliscosso, apertura e chiuso pure piccolo possibile, perciò ripeto, visto che sta partendo adesso, vediamo quello che accade nei primi giorni in esiti della capitale e poi rianimazione da questo spot. E non navigando in base a quello che è la risposta, domanda-risposta e spesso qua. E le testimonianze, questo è il cito degli uomini chi sono? Sono decine di testimoni diversi, quindi anche rispetto a quelli che comparivano nelle prime c'è stato un incremento. Hanno fatto soprattutto una campagna legata a finanzieri doganieri. Non è neanche stato semplicissimo intercettare per i permessi che devono ricevere da parte dei loro superiori. Quindi sì, l'aggiunta più importante di quel punto di vista lì che mancava prima. Davvero sono ormai decine diversi testimoni che compaiono. Delle ore di... Ah sì, se volete... Poi c'è da aggiungere una cosa che va bene a entrambi i musei. L'ente per il turismo di Nova Gorica, di Pauska Dolina, sta per cominciare i tour del contrabbando che saranno in sloveno, italiano e in inglese ogni fine settimana, che porteranno le persone con i tour dove si medesimano dei contrabbandieri attraverso dalla Transalpina attraverso via della Cappella, passano di qua e cercano di contrabbandare
che ci sarà un domaniere sloveno. C'è la Gianni i carabinieri, poi c'è un domaniere vestito molto e comunque lì alla fine si dice l'Emilio Ricano fa parte proprio del progetto. Guardate che ci sono questi 2 musei, se volete andate a visitarli. Insomma, perfetto, questa cosa zero. si collega, posso dire cosa di crocevia, sì, le esperienze. Abbiamo pensato, come 4704 Comune di Gorizia, Regione Friuli Venezia Giulia, di arricchire la proposta di racconto di queste vicende con delle esperienze storico-teatrali itineranti che vengono presentate all'interno del cartellone di Crocevia d'Europa e poi verranno presentate anche in altre occasioni nel 2025. Delle esperienze in cui il pubblico potrà passeggiare con delle cuffie wifi, in cui gli viene proposto un racconto che sia storico che teatrale, sia emotivo che degli eventi, un modo per tenere insieme una narrazione agevole per i non esperti, ma anche il vigore di un racconto che deve, insomma, prestare attenzione alle diverse sensibilità. Ci sono fra queste esperienze esercizi di rivoluzione, che è un'esperienza di racconto dell'esperienza di Basaglia a Gorizia, legata al parto Basaglia, che si collega a uno degli oggetti su questo tavolo, che è l'istituzione negata. Una seconda esperienza che si chiama Gorizia Cold Case, che avrà anche il suo doppio Nova Gorizia con Nova Gorizia Cold Case, che è un'esperienza che si fa tramite Telegram, in cui entri nei panni di un investigatore privato che deve risolvere 2 misteri a cavallo del confine ed è l'occasione per scoprire molti luoghi delle 2 città e la loro storia. E una terza esperienza che si chiama Orfa nella mia città, che è una passeggiata guidata dal Teatro Verdi a Piazza Transalpina, che racconta le vicende, insomma, contenute qui a Lascia Passata. Quindi sono 3 tipi di esperienze itineranti, teatrali, storiche, sia in italiano che in sloveno, che vanno ad arricchire anche per le scuole e per i giovani, per l'offerta culturale per il 2025. Con le sviluppate in collaborazione con voi. La musica ci vede anche questo progetto del comune prevede se riesce l'elezione attuale nel febbraio dovrebbe ricominciare a marzo e lì noi attiviamo come comune il coinvolgimento di tutte le associazioni e non solo del territorio che in modi diversi o postumi diversi riescono a organizzare a piccola ricchezza anche la storia e la città della città, per cui anche sulla stazione del confine abbiamo che altre associazioni ci lavorano per il promuovere anche per il turismo sul museo cattolico a cavallo, quindi c'è un po' di promozione, c'è insomma di possibilità di diffondere insomma sul museo. Se non ci sarà. Volevo chiedere una cosa, può essere interessante anche visitare la casermetta che è a 200 metri da qui, dove erano a distanza i militari, i galleggiari che pattugliavano il confine. Di sopra. Grazie, va a vederle. No, per me. Sapete che fine ha fatto? No. No. E qua, 150 metri passò. Serve capire chi è per poterla voi eventualmente. Sembrerebbe capire che ente è proprietà per riuscire a aprirla. Questo si è chiuso adesso. Non è la struttura che ospita già il museo. cosa? Entro di qua sotto. La casermetta è un po' più sopra, qua sulla... Tu descrivi. Proviamo l'audio. Viva. Abbiamo in... Sempre domande? Grazie. Mettiamo lì la paletta. Metto la paletta. Sì, dai. Aspetta, prima che partiamo, se facciamo una foto tutti insieme, detto poi partire da altri poi